E tu fai questi corsi da quanti anni? 7. 7? L'esperienza è stata unica perché anche noi abbiamo avuto la fortuna di fare un giro con il titolare del circuito VF Drifting, Fabio Reveri, che ci ha spiegato alcuni dettagli da mettere in pratica per una guida praticamente perfetta e soprattutto sicura. Noi abbiamo solo assistito, a differenza degli agenti della polizia locale del Friuli Venezia Giulia, che hanno trascorso la mattinata proprio sul circuito di Mariano del Friuli per un corso professionale di formazione per la guida in sicurezza finanziato dalla Regione. Quest'anno abbiamo voluto inserire all'interno del programma di formazione per la polizia locale anche questo corso, questo per diversi motivi. Innanzitutto perché stiamo spingendo sempre di più sulla sicurezza stradale, dandoci la possibilità con degli istruttori qualificati di poter intervenire su magari qualche difetto nella guida, che non è un difetto quando si tratta di guidare tranquillamente e serenamente con la famiglia, ma che può essere un difetto quando invece si tratta di sport. Questa è stata una giornata delle tante in cui abbiamo la polizia locale, in cui facciamo i corsi di guida sicura, abbiamo parecchi poliziotti cui stiamo formando e devo dire che la grande soddisfazione è entrano guidando in un modo, escono tutti contenti guidando in un altro, con molta più sicurezza e padronanza del mezzo. Padronanza del mezzo, forse sta proprio tutto qua, perché gli agenti della polizia locale, per garantire la sicurezza dei cittadini, a volte sono costretti a fare gli straordinari, il che significa correre velocemente per un'emergenza, prestare immediatamente soccorso o, perché no, effettuare anche un inseguimento. E questi non sono dettagli banali. Tra curve da prendere in velocità, asfalto bagnato e frenate improvvise è necessario saper maneggiare appunto in estrema sicurezza il veicolo anche utilizzando uno stile di guida sportivo. Ecco perché la pista di Mariano del Friuli, unico centro tecnico federale AC Sport in regione, è perfetto grazie alle sue caratteristiche che simulano le reali condizioni che un agente può affrontare sulla strada. Ovviamente tutto in sicurezza, con l'asfalto che può essere bagnato artificialmente, la ghiaia esterna per attutire eventuali uscite di pista e gli pneumatici che fungono da barriera lungo tutto il percorso. È fondamentale questo percorso che naturalmente coglie il nostro favore e il nostro apprezzamento, in quanto ci rende edotti ma soprattutto ci fornisce quei rudimenti, quei consigli e quelle tecniche di guida per assecondare e quindi offrire un servizio migliore al cittadino, naturalmente in estrema sicurezza. Diamo corso a questo progetto che serve a sensibilizzare, a preparare e di conseguenza ad avere persone più formate tutti i giorni sulle nostre strade.